Dopo essere intervenuto per sedare la rissa, scoppiata alle 3 del mattino tra due opposti gruppi di nordafricani, tutti tunisini, fuori dalla sua attività, all'angolo tra le vie Querini, Dante a Mestre, è ricoverato all'Angelo con un polmone perforato Cosimo Alis Carrieri, 31 anni, titolare insieme alla sorella Viviana de Ai Folli, locale della città, l'unico, aperto dalle 18 fino alle 6 del mattino, e lei, la sorella, presente al fatto, a raccontarci le condizioni di salute del fratello. Ha un polmone bucato e hanno parlato di uno pneumotorace e adesso è attaccato a una macchina che deve espandere il polmone ed eliminare l'aria in eccesso. L'accaduto. Mio fratello aveva finito il turno ed era fuori, nel nostro plateatico che stava chiacchierando con dei clienti e erano tipo le 3 del mattino. Quindi, durante un compleanno, l'inaspettata rissa prima e poi l'aggressione con coltello. Erano un gruppetto di 6-7 uomini, diciamo ragazzi sulla trentina, che stavano festeggiando il compleanno di uno di loro e questo è arrivato, ha riconosciuto uno dei ragazzi e gli si è buttato addosso, proprio di cattiveria. E questo qua, diciamo, per liberarsi, da questi ragazzi che lo trattenevano, è riuscito a infilare una mano in tasca al giubbino che aveva e ha tirato fuori una lama. L'aggressore, oltre a Cosimo, ferisce altre due persone. La rissa è scoppiata per una ritorsione personale. L'aggressore con il suo gruppetto venivano già da un'altra rissa in centro e che il ragazzo, quello che avevano aggredito, si era messo in mezzo e gli aveva spruzzato addosso lo spray al peperoncino e poi se n'erano andati. Quindi probabilmente quello là lo andava cercando per questa storia qua, hai capito? Con l'arrivo dei carabinieri il fuggi-fuggi generale, ma l'aggressore sarebbe volto nota agli inquirenti, che ora starebbero stringendo il cerchio attorno alle sue conoscenze. Non fanno parte della nostra clientela, dice Viviana, già pronta a riaprire il locale. Il quartiere ci ringrazia, guarda, per diciamo, per l'attività di vigilanza involontaria, se così si può dire, che svolgiamo.